Bentornati carissimi spettatori, un nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Continua l'instabilità in questi giorni. Da martedì è giunto il primo fronte temporalesco che ha portato il primo crollo delle temperature vero e proprio. Mercoledì con altre grandinate di piccole dimensioni che hanno coinvolto sempre gran parte del nord, ma soprattutto il nord-est. E poi giovedì un altro fronte che si è formato molto importante, con conseguente crollo delle temperature, accumuli di gragnola al suolo sul Vicentino. Questa è l'immagine che raffigura come la giornata di venerdì sarà contraddistinta da instabilità forte, a tratti molto perturbata, che condizionerà il tempo al sud, qui forti temporali e grandinate che si trasferiranno verso la Grecia. Ma l'aria fredda non smetterà di transitare. Infatti nel corso del weekend, proprio a partire dalla giornata di sabato, un nuovo flusso fresco da nord-est riuscirà a portare nuova instabilità sulle zone adriatiche in primis, in parte anche al nord-est con qualche rovescio isolato locale, e soprattutto sull'Appennino fin sulle regioni del sud, soprattutto sul versante adriatico. Qui si avranno importanti fenomeni. La giornata di domenica sarà contraddistinta dall'arrivo di una nuova discesa d'aria molto fredda di matrice artica che porterà un sensibile crollo delle temperature e la formazione di un nucleo sul Mar Ligure, il Golfo del Leone. Qui si formerà una perturbazione che entro la serata di domenica formerà le prime precipitazioni sul nord-ovest, sulle prealpi. In realtà già dal pomeriggio avremo fenomeni sulle aree prealpine, e poi su tutto il nord-ovest, soprattutto Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna verranno influenzate da precipitazioni, e il crollo delle temperature si farà sentire su tutto il comparto settentrionale della penisola. Dalla serata di domenica questo il flusso di correnti molto fredde di matrice artica che andranno a riversarsi su tutto il nord Italia, e qui assisteremo al vero e proprio calo delle temperature. Questo calo delle temperature sarà marcato e sarà molto diffuso e molto più concentrato, come notiamo, soprattutto sull'estremo nord-ovest. Qui torneranno delle nevicate, ma pensate a quote molto basse per la stagione. Nel Cunese addirittura fino a 500 metri potrebbe cadere la neve. Sul resto delle prealpi la neve cadrà a quote attorno ai 900 metri. Comunque quota neve decisamente bassa per la stagione. E poi, come vedete, la serata di lunedì sarà fredda su tutte le regioni settentrionali. Invece al sud abbiamo assistito invece a una leggera rimonta anticiclonica, con correnti meridionali che hanno portato un leggero rialzo delle temperature con valori sopra la norma. Poi sul Mediterraneo centro-occidentale, la giornata di martedì, il fronte viaggerà verso est, portando instabilità anche sul resto delle regioni meridionali. Questa ovviamente è una tendenza ancora molto incerta, ma sta di fatto che le temperature saranno senz'altro sotto la media. Questa è una tendenza ovviamente confermata dal punto di vista termico. Saremo sotto la media anche per tutta la prossima settimana, almeno fino al 26 di aprile non si intravedono cambiamenti dal punto di vista termico. Andiamo appunto a vedere le precipitazioni previste nel corso dei prossimi giorni. Come notiamo, sabato il minimo, che ha portato instabilità anche marcata sulle regioni del centro-sud, si è spostato sulla Grecia, sul Mediterraneo orientale, e qui andrà a concentrarsi, a portare instabilità. Proprio a partire dal pomeriggio di sabato assisteremo alla formazione di rovesci con l'ingresso di Bora da nord-est e una formazione di un piccolo minimo depressionario sul centro Italia, e qui avremo formazione di rovesci temporali anche grandinigeni, seppur di piccole dimensioni, soprattutto sull'Appennino centrale e anche in parte sulle pianure venete e sull'Emilia Romagna. Qui assisteremo a fenomeni anche temporaleschi e intensi che si riverseranno comunque principalmente sul comparto adriatico, fino a concentrarsi sulla Puglia nella nottata di domenica, e qui assisteremo appunto a dei rovesci e temporali che andranno viaggiando poi verso est. Ma la discesa di ulteriore aria fredda, come abbiamo accennato prima, porterà della instabilità proprio a partire dalle prealpi nel pomeriggio, concentrandosi su tutte le aree del nord-ovest a partire dalla serata di domenica, portando condizioni di forte maltempo principalmente sul Piemonte, in parte anche sulla Lombardia occidentale e sulla Liguria.
Liguria. Qui avremo nevicate sotto i 1000 metri di quota, ma con l'ingresso di ulteriore aria fredda nella nottata di lunedì la quota neve arriverà anche sotto i 700 metri di quota sulle prealpi centro-occidentali, se non attorno ai 500 metri di quota nel Cunese e sulle Langhe. Qui assisteremo a nevicate decisamente a quote basse per la stagione, e quindi si avrà una instabilità tipicamente invernale che si concentrerà anche nella giornata del lunedì, soprattutto sulla Alta Toscana e sulla Liguria. Qui avremo nella giornata di lunedì dei fenomeni ancora molto abbondanti anche sul Piemonte. Il nord-est rimarrebbe ai margini del peggioramento, ma sono previste delle precipitazioni a partire dalla serata, quando il minimo si attenuerà e le precipitazioni di conseguenza viaggeranno verso nord-est, e in parte peggiorerà anche sul versante ionico per l'arrivo di una nuova depressione, nuova instabilità che riprenderebbe dal pomeriggio di martedì su gran parte del comparto appenninico, soprattutto sull'Emilia Romagna e anche sulle prealpi, il Triveneto. Insomma, questa tendenza, seppur ancora da confermare, fatto sta che l'inverno è tornato protagonista soprattutto sulle regioni settentrionali, con quote neve a quote decisamente basse ad inizio settimana. Consultate i prossimi aggiornamenti per non perdere i prossimi contenuti.